Dopo l'audizione in Senato, oggi quella alla Camera con le linee programmatiche, il ministro Trevigiano Nordio ribadisce l'obiettivo di cambiare il sistema delle intercettazioni, pronto a lottare fino alle dimissioni, dice. Assalto ai tifosi del Marocco in festa per la vittoria sulla Spagna ai mondiali di calcio, serata di follia a Verona, 13 esponenti di estrema destra fermati dalla Digos. Femminicidio di San Stino di Livenza, i rilievi degli inquirenti parlano di una violenza inaudita sulla sessantenne massacrata dal compagno, potrebbe aver usato altre armi oltre alla bottiglia. Caso di tubercolosi a Liceo Duca degli Abruzzi a Treviso, contagiata un insegnante, immediatamente sono scattati i controlli su 6 classi. L'influenza continua a colpire senza tregua in Veneto, quasi 80.000 casi in una settimana, boom di accessi pediatrici, incidenza più alta dal 2004. Trivelli in Alto Adriatico, insediato a Roma il tavolo tra governo e regione, un team di esperti li affiancherà per approfondire le problematiche sulla subsidenza. Non c'è pace per Michele Merlo, il giovane cantante vicentino morto a soli 28 anni per una leucemia fulminante e continui furti nella sua tomba all'interno del cimitero di Rosà. Domenica 18 dicembre torna il Canta Natale, il coro dei padovani che porta musica e atmosfera natalizia ai piccoli pazienti della pediatria. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La politica in primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali con il caso delle intercettazioni. Il ministro alla giustizia, il guardasigilli trevigiano Carlo Nordio, questa mattina in audizione alla Camera ha confermato quanto detto pochi giorni fa al Senato, ha confermato la linea, le intercettazioni vanno cambiate, ma ha aggiunto anche altro: sono pronto a battermi fino alle dimissioni, è una questione di civiltà. Questa non è civiltà, questa non è libertà, questa è una deviazione dei principi minimi di civiltà giuridica sulla quale questo ministro è disposto a battersi fino alle dimissioni. Per Carlo Nordio l'uso corretto delle intercettazioni non è una mera formalità procedurale annidata nei codici di rito, ma una questione di civiltà giuridica, tanto da mettere sul tavolo, nel caso di una mancata riforma dello strumento, le proprie dimissioni. Lo ha fatto nel corso dell'audizione alla Camera dei Deputati a meno di 24 ore da quella al Senato, dove aveva usato parole altrettanto nette. Nordio ha ribadito di non voler eliminare le intercettazioni in sé, quanto di rivederne la funzione. Sono mezzi di ricerca della prova, non di prova, ha scandito il guardasigilli trevigiano a Palazzo Montecitorio, ricordando la sua esperienza da magistrato alle prese con l'inchiesta del Mose. In quel caso ho avuto migliaia di intercettazioni, ha rivelato, ma nulla è mai uscito sui giornali. Proprio questo è l'altro aspetto per l'ex PM, ovvero la riservatezza e la tutela dell'onore delle persone coinvolte, spesso neanche indagate. Al Senato Nordio ha portato casi concreti, alcuni vissuti in prima persona, anche di colleghi rimasti schiacciati. E vorrei ricordare alla fine il mio amico Loris D'Ambrosio, del mio concorso, magistrato importante, consigliere del Presidente della Repubblica, deceduto forse anche lui di crepacuore perché era stato coinvolto in questa porcheria di diffusione pilotata e arbitraria di intercettazioni. Nessuno ha voluto attaccare i magistrati, ma sono deluso da alcuni di loro. Le parole di Nordio alla Camera, che così ha risposto tra le righe alle critiche mosse dall'Associazione Nazionale Magistrati subito dopo l'audizione a Palazzo Madama, ma la partita sembra solo all'inizio. Adesso la cronaca con la serata di autentica follia vissuta ieri sera a Verona. Estremisti di destra hanno attaccato dei tifosi marocchini che stavano festeggiando per la vittoria contro la Spagna al Mondiale in Qatar. Doveva essere una serata di festa per i tifosi del Marocco, il classico carosello per festeggiare la vittoria contro la Spagna ai mondiali del Qatar e l'approdo ai quarti di finale si è trasformata in guerriglia urbana. Militanti dell'estrema destra scaligera si sono accaniti con manganelli e catene contro alcune auto, 4 alla fine quelle danneggiate, una donna all'interno di uno degli abitacoli è rimasta leggermente ferita da alcune schegge. Solo l'intervento degli agenti della Digos con i carabinieri ha scongiurato l'escalation della violenza. Le prime segnalazioni
segnalazioni alla questura verso le 8 di sera, chiamate che parlano di un manipolo di uomini vestiti di nero e travisati in circolazione, veri e propri agguati lampo. Scatta l'allarme, i dispositivi entrano in azione. Pochi minuti concitati e gli agenti riescono a intercettare 13 giovani, tutti riconosciuti come estremisti di destra, ma il quadro non è chiuso, si stanno vagliando le immagini delle telecamere, fatti che interrogano e inquietano anche la politica. Perché è un fatto gravissimo, quindi piena solidarietà e ovviamente condanna totale a questa frangia di estrema destra che speriamo subisca al più presto un giusto ed equo processo. All'indomani del femminicidio di San Stino di Livenza iniziano a emergere dettagli infernali. La procura di Pordenone ha reso noto che l'assassino Giuseppe Pitteri aveva un amministratore di sostegno perché non sapeva gestire il patrimonio economico. L'ha colpita con violenza estrema. Ilaria Marchiori. È una comunità sotto shock, San Stino di Livenza, all'indomani dell'omicidio avvenuto in questo appartamento in Corso del Donatore, dove Giuseppe Pitteri ha ucciso la compagna Cinzia Luison, poi ha chiamato i carabinieri dicendo quello che aveva fatto. Una violenza inaudita l'hanno definita gli inquirenti, scatenata forse da una rabbia che Pitteri, detto Walter, covava da tempo nei confronti della compagna sessantenne Cinzia con cui viveva. Il 65enne aveva un amministratore di sostegno assegnatogli per problemi legati alla gestione del denaro. Secondo alcune voci sembra che fosse ludopatico. Da qui potrebbe essersi scatenata la furia che l'ha portato a colpire Cinzia alla testa, fracassandogliela in più punti, fratturandole anche la mandibola. Ai carabinieri ha parlato di 2-3 colpi di bottiglia, ma secondo gli investigatori sarebbero di più e forse con più di un oggetto, ma sarà l'autopsia a stabilirlo con certezza. Quando i carabinieri sono arrivati, lui aveva gli schizzi di sangue sui pantaloni. La donna era sul pavimento, vestita in una pozza di sangue. Doveva tornare al lavoro dopo la pausa pranzo. Una tragedia alla quale si è trovata di fronte la figlia 22enne della coppia. La sorella 26enne vive con la nonna, che rientrando a casa ha trovato il corpo della mamma senza vita. Sconvolta ha iniziato a gridare ed è stato il vicino a soccorrerla, oggi ancora molto scosso. Io non posso scendere perché sono un po' ancora scioccato. Una coppia all'apparenza normale, sembra che prima di ieri non ci fossero stati episodi di violenza, ma secondo le prime indagini i rapporti tra i due erano freddi da tempo. Lui, ex autista mestrino a CTV, oggi in pensione, lei parrucchiera di successo con un negozio a Blessaglia di Pramaggiore insieme alla sorella. Entrambe le comunità sono sconvolte. Sono tutti che cercano di capire o di, non so come dire, elaborare quanto è successo, ma è ovviamente incomprensibile, inaspettato, insomma sono cose che accadono, che non sono, come dicevo, spiegabili. La comunità indubbiamente è sconvolta per questo, insomma non solo noi, perché poi c'è anche la comunità di Pramaggiore, insomma infatti anche con l'amministrazione insomma abbiamo deciso di esporre le bandiere a mezz'asta in tutti questi giorni e poi di proclamare il lutto per quando verranno fissati i funerali. Insomma. Pitteri è stato arrestato per omicidio volontario. A San Stino oggi regna il silenzio e i fiori lasciati all'ingresso in Corso del Donatore. A Treviso ora, dove è stato isolato un caso di tubercolosi al liceo Duca degli Abruzzi, contagiato un insegnante, immediatamente sono scattati i controlli su 6 classi. Lo ha scoperto dopo gli accertamenti. Una professoressa del liceo Duca degli Abruzzi di Treviso è stata contagiata da tubercolosi. Non è stato necessario ricovero, si trova a casa dove sta seguendo la terapia. Immediatamente al liceo sono scattati i controlli sulle 6 classi dove la docente insegna. Sono circa 150 le persone a cui verrà effettuato il test Manteau e che verranno monitorate dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 2. La cosa è molto contenuta, stiano tranquilli i genitori, sono 6 classi interessate, ma noi siamo convinti che non ci saranno assolutamente positività, viene fatta la Manteau a tutti, verrà controllata la risposta domani, ma noi contiamo che la cosa sia molto definita. Se per caso ci fosse qualche altro caso si va alla ricerca epidemiologica, si fa il trattamento con isoniazide e la cosa si contiene. Per gli studenti dell'istituto, gli altri docenti e familiari della professoressa coinvolta sarà avviata domani la profilassi. I controlli saranno conclusi entro giovedì della prossima settimana. Nel caso tutti risultassero negativi è prevista comunque la ripetizione del test dopo 2 o 3 mesi. Se invece ci fosse qualche positivo verrà preso in carico per la prosecuzione dell'iter diagnostico. Gli studenti
sono dunque tornati in classe. Beh sì, certo, perché voglio dire comunque sono le classi tutti insieme, quindi restano insieme, per cui voglio dire non ci sono pericoli di diffusione della stessa. Poi vengono ovviamente controllate anche le famiglie. L'istituto è stato avvertito tempestivamente, così come le autorità competenti. Ora si attendono i risultati dei test su studenti e corpo docente. Questa è l'emergenza del momento per una macchina sanitaria che è già alle prese non solo con il Covid ma anche con l'influenza. Ci sono dati record. Sono quasi 80.000 i casi di influenza che si stima abbiano interessato il Veneto nell'ultima settimana. Secondo gli esperti, allo stato attuale si sta registrando l'incidenza più alta dal 2004, 16,44 influenzati ogni 1.000 abitanti. La fascia di età più colpita è dei bambini sotto i 4 anni. La campagna vaccinale dell'Ustre Serenissima prosegue a sprombattuto, anche facendo tesoro dell'esperienza accumulata durante il Covid. Contiamo nei prossimi giorni di raggiungere e superare i 100.000 vaccini e l'appello forte che facciamo è se anche oggi l'influenza si vede solo nei piccoli, che sono la prima fascia della popolazione che viene colpita, sappiamo che poi il picco dopo Natale arriverà per tutta la popolazione più adulta e anche quindi con una maggior fragilità. Ci si può vaccinare dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta per quanto riguarda i bambini, presso gli ambulatori dei servizi vaccinali delle ULSS ed in alcune farmacie. Negli ultimi 2 anni l'uso delle mascherine e l'igiene delle mani in funzione anti-Covid aveva ridotto anche la circolazione dell'influenza. Ricordo che tutta la diminuzione dei sistemi di mitigazione della circolazione virale, quindi le mascherine, il distanziamento che inevitabilmente sta diminuendo, porta a una circolazione importante e a una maggior facilità di prendersi questo virus. Si preannuncia una stagione influenzale particolarmente intensa anche nell'ULSS 4 Veneto Orientale, dove già a novembre gli accessi al pronto soccorso per influenza erano aumentati del 68% rispetto al 2021, con la fascia d'età pediatrica più colpita. La vaccinazione antinfluenzale sta comunque procedendo bene. I medici di famiglia, ad esempio, ad oggi hanno somministrato l'80% delle dosi consegnate. Si è riunito questa mattina a Roma al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il tavolo di confronto sul tema dell'estrazione di nuovo gas italiano in Adriatico. I ministri Gilberto Picchetto Fratin, Adolfo Urso con il viceministro Vagnagava hanno incontrato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e i tecnici regionali. Al centro della discussione istituzionale la necessità di approfondire le problematiche sollevate, in particolar modo quelle legate al rischio subsidenza e ogni aspetto segnalato dalle comunità locali e dai sindaci legato all'estrazione di gas, specialmente in Alto Adriatico. Il tavolo ha concordato di coinvolgere in via preliminare alcune eccellenze italiane nel campo della ricerca, da Leonardo a Ispra, insieme alle università del territorio. Il tavolo istituzionale sarà dunque affiancato anche da un tavolo prettamente tecnico, così oggi a Roma. Andiamo adesso a Padova per l'ultimo saluto a Riccardo Faggin, il 26enne vittima di un incidente stradale. In centinaia hanno partecipato al funerale. Centinaia di persone, tanti giovani, amici dei genitori e tanta commozione ai funerali di Riccardo Faggin che si sono svolti nella sala parrocchiale di Volta Brusegana, periferia sud di Padova. Le emozioni sono forti. Il 26enne, morto in un incidente stradale una settimana fa, è stato ricordato come un ragazzo buono, generoso e sensibile dal parroco di Volta Brusegana. Bentornato a casa, il saluto del sacerdote, nella comunità e nella parrocchia che lo ha visto crescere insieme alla famiglia. E poi le musiche preferite, suonate dagli amici, la bara ricoperta di fiori, i genitori schiacciati dal dolore, ma sicuramente orgogliosi della testimonianza di affetto di così tante persone. Una cerimonia funebre preceduta da una veglia e dalla camera ardente aperta in obitorio per tutta la mattinata. Riccardo è stato poi seppellito nel cimitero maggiore di Padova. E non c'è pace per Michele Merlo, il cantante di 28 anni, morto per una leucemia fulminante. Continui furti nella sua tomba all'interno del cimitero di Rosà, a denunciarlo i genitori. Queste cose sono iniziate fin da subito, ma è un po' una costante, un po' di tutti i cimiteri, c'è qualche persona malata che ruba i fiori, che sposta un vaso.
L'ultimo furto tra il 5 e il 6 dicembre, una data simbolo per la famiglia Merlo. Michele è morto a Bologna proprio il giorno 6 giugno dello scorso anno a causa di una leucemia fulminante. 1 anno e mezzo di dolore infinito per papà Domenico e mamma Katia, che continuano a lottare perché si conosca tutta la verità e che dopo mesi di furti e vandalismi nel cimitero di Rosà hanno deciso di non tacere più, denunciando tutto dapprima sui social. La tomba di Michele fin da subito, per fortuna, anzi, è sempre stata piena di regali e di cose da tutta Italia, e così continua in questo anno e mezzo. E fin da subito hanno iniziato a rubare dei fiori, a rubare dei piccoli oggetti, a volte a far danni, a spaccare delle cose. Ricordo che c'era una chitarra, l'hanno spaccata proprio. Atti anche vandalici, gratuiti, che non si capisce a che fine, a che prova. È quotidiano il saluto al figlio per 2 genitori che continuano a piangerlo. Impossibile non notare le mancanze. Gli ultimi furti, un anello M, una tazza con un bassotto. Io fin da subito, verbalmente, ho avvisato in amicizia l'amministrazione, le persone del sindaco di allora, piuttosto che ho fatto delle dimostranze. E capisco bene che non si può mettere un uomo a vigilare il cimitero 8 ore al giorno, però penso anche che, e questo è il mio pensiero fin da sempre, che come si installano telecamere ovunque per far cassa, e non parlo solo di Rosà ma ovunque, si possono mettere dei deterrenti per queste persone malate anche nei cimiteri. Chiedono rispetto papà Domenico e mamma Katia, chiedono che l'amministrazione comunale intervenga. Se il giovane continua a essere travolto da un mare di affetto da tutta Italia e non solo, questo rispetto lo aspettano anche da chi può salutarlo nel cimitero di Rosà. Non auguro a nessuno che succeda quello che sta succedendo a noi. Io oggi sporgerò denuncia all'autorità e mi riserverò anche di eventuali altre azioni. E su questo interviene anche il comune di Rosà per bocca del vice sindaco Paolo Bordignon. A oggi non abbiamo ricevuto segnalazione da parte di altri cittadini riguardanti furti o atti di vandalismo all'interno del cimitero. Ne abbiamo sinora una denuncia formale. Sono in contatto, dice Bordignon, in modo costante con la famiglia, con cui il dialogo è continuo. L'area del cimitero è monitorata con un costante passaggio della polizia locale. Adesso per noi la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per andare a Padova, dove torna il Canta Natale. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Rieccheggio dal tetto dell'ospedale di Padova il coro dei medici della pediatria che intonano Feliz Navidad per il video del Canta Natale 2022. Come Beatles e gli U2, chitarra in mano, guidati dalla Renna Cometa, i medici si esibiscono per uno spettacolo dedicato ai piccoli pazienti. Il video si apre con un bimbo che insieme alla sua mamma tiene un palloncino rosso che rappresenta la speranza di guarire. Il palloncino vola verso i tetti dove corrono anche i medici. Come ogni anno il Canta Natale porterà gioia ai pazienti che purtroppo dovranno trascorrere le feste ricoverati in ospedale. Domenica 18 dicembre sono attesi tantissimi padovani davanti alla pediatria, sotto le finestre dei reparti, da dove si affacceranno i bambini per cantare insieme Feliz Navidad. Come sempre ci sarà anche il sindaco Sergio Giordani. Signor Sindaco, buonasera, Vigili del Fuoco. Ascolti, abbiamo un problema. Abbiamo una rena che è sul tetto dell'ospedale che sta ballando con i medici di pediatria. Penso aver capito di cosa si tratta. La canzone scelta per l'edizione 2022 è Feliz Navidad, nella versione italiana adattata nel 2019 proprio per il Canta Natale, che quest'anno, dopo le restrizioni imposte dal Covid, torna in presenza. Il corteo partirà domenica 18 da Porta Portello alle ore 9 e arriverà alla pediatria. Canta Natale per tutto il mondo, Canta Natale per tutto il mondo. E dal Veneto è tutto anche per questa edizione. Vi lascio le previsioni del tempo. Buona serata. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.
Benvenuti al Meteo. Giorno dell'Immacolata con tempo ancora buono, ma una perturbazione si avvicina al nostro territorio. Il dettaglio di giovedì 8 dicembre. Sul Veneto al mattino avremo foschie o nebbie sulle pianure, sui monti cielo più sereno. Nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità a partire da sud-ovest. In serata e nella notte tempo in peggioramento con piogge via via più diffuse e deboli nevicate intorno ai 1000 metri. Temperature stazionarie minime tra 2 e meno 2 gradi, massime invece comprese tra i 5 e i 9 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo poco nuvoloso con qualche addensamento, verso sera poi più nubi, nella notte precipitazioni anche moderate. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime sugli 8-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato con nuvolosità in graduale aumento e con rovesci di notte. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 5-6 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.